fuori, cioè. Allora, guardate bene bene, guardate. Questo è un cartello di avviso per le escursioni di via Mare. Guardate, questo è il coso, la cartina di tanti tipi di mari che ci sono qui in Sardegna. Guardate che bello. C'è Stagno Ferrazzi, Marferru, Pirestu, Piscina Rei, spiaggia Costa Rei, Punta di Santa Giusta, spiaggia di San Pietro, Cala della Marina, Cala Zinzias, Punta di Capucinus, Calapira, le piscine, eccetera. Un po' di tutto c'è. Oggi è 29 giugno 2018. Siamo a Costa Rei, ragazzi. Siamo a Costa Rei, una delle spiagge più belle della Sardegna, si direbbe. Perché tanto io non ci credo, perché qui in Sardegna è pieno di spiagge molto belle.
però è una delle più conosciute. Quindi in Sardegna la ci va, le piace, vedere poi il mare è bello, guardate che bello, guardate che onde, l'acqua è pulitissima, come scintilla. Oggi c'è poca gente, ma si sta bene, un po' di vento e quindi vabbè. Allora ragazzi, questa missione, questa produzione, ancora mettiti bene, questa cosa ogni volta sta sempre finendo. Questa produzione ragazzi, dobbiamo andare a visitare di nuovo le rocce che sicuramente vedremo le onde che scintillano con l'acqua. Ok? Andiamo subito ragazzi. Vai, ok, allora stiamo camminando. Le rocce sono lì, però sono piccolissime. Non ci posso credere. C'è un vento incredibile, guardate. Non so se nei video sentirete la mia voce. E quindi andiamo a vedere un po' come sono queste rocce. Spero che non facciano mai il piede. Non sta mai fermo questa cosa. Dobbiamo andare. Ok, allora Charlie, bene, adesso tu devi fare il tuo dovere, devi immergerti in mezzo di queste rocce a forma di granché, rocce di granché di costante. Vai, let's go, vai, comincia Charlie, vai. Allora, dove vuoi andare Charlie? Devi passare di qui. Stavo scivolando Charlie. Non c'è niente di granché, non c'è niente di granché. Guarda questa massa di roccia. Guardate come roccia. La spiaggia conosciuta dalla Sardegna. Chioschetto. Guarda cosa.
tesserino. Guardate. Questo è un bar che si chiama Jessie Beach, che sarebbe Jessica. Guardate anche lì c'è un posto di roccia, lì scivolare. Che vento! Che giornata ragazzi, che giornata. Volevo avvisarvi ragazzi e ragazze, ma chiunque, se volete organizzare qualcosa tipo per andare insieme, che faccio una produzione insieme, portatemi in spiagge, perché così visito un po' in spiagge belle come queste, so Costa Re, Villa Simius, Capo Carbonara, Mare Pintau, Calavira, Pia, che sono delle spiagge bellissime della Sardegna. O se volete portarmi in qualche posto ancora molto più bello verso il nord Sardegna, chiamatemi se vi fa piacere, ok? Adesso io sto indietro, mi sono sbattuto il piede nella roccia e quindi ragazzi voglio vedere che cosa c'è d'altra parte, o se no vado dopo in compagnia con mia cugina, perché io sono qui a Costa Re insieme con mia cugina, mio fratello e mia zia. Mi hanno portato qui a Costa Re e quindi andiamo sull'isola. Sono le 14:30, sono sempre qui al mare a Costa Re e questa è la seconda parte. L'acqua è sempre più bella, guardate. Guardate com'è bella pulita, Prima stavo facendo la piccola ripresa che era le 11:30, quasi mezzogiorno, e adesso sono le 14:30. I gommoni. Adesso noi stiamo dirigendo verso da quella parte. Guardate proprio poco che c'è da me a macchina digitale, cioè ci capite messo un po' storto. E mi sa che ho dimenticato anche gli occhiali. Torno subito. Che villone! Guardate che belle ville! Che belle! Attenzione, vai a filmare subito quel bombo che c'è là, il bombo sardo della Sardegna. Vai a filmare il bombo Charlie. Che bel bombo, l'avete visto ragazzi? Quello è il bombo della Sardegna, incredibile. Il bombo che in latino si dice bombus. Questi insetti sono insetti speciali, però se li scocciano sono molto forti, a livello tipo calabroni, vespe e api, e quindi sono pericolosi. Guardate che villona,
il villona, guardate, guardate che villona. Devo zoomare un po', guardate che ville, ragazzi. Vivere qui d'estate è un paradiso terrestre, ragazzi, è un paradiso terrestre. Guardate che bello. Però c'è pochissima gente, è incredibile. È incredibile. Ragazzi, purtroppo ci siamo messi in un punto più tranquillo, dove la gente qui può sdraiarsi, però non c'è confusione, perché il punto migliore di Costa Rey è la roccia di Peppino, mi pare che si chiama così, e quindi qui è solita spiaggia, ville un po' sparsi. Guarda questa farfalla, la farfalla dell'angelo. E quindi ragazzi, io fra poco devo andare via, devo andare, e quindi potete andare verso là, però non c'è niente di importante, è sempre uguale. Ci sono altri chioschetti e più avanti là c'è la spiaggia della roccia di Peppino, e quindi è sempre uguale. Nel frattempo ragazzi, iscrivetevi nel mio canale di YouTube, Andrew Pepper, esploratori di Misteri Sardegna. Schiacciate la campanellina sotto l'iscrizione, e io nel frattempo finisco di fare queste ultime riprese e finisce qui la produzione qui a Costa Rey, Sardegna. Ok? Perfetto. Oh, guarda le canoe con dei pinguini che sono sotto, i pinguini. C'è scritto qui spiaggia libera public beach Freyer Strand. Ombrelloni fatti come sono fatti? Un strano tessuto fatto di legno, che cos'è? Sì, fatto anche un po' anche di legno. Chioschetti, qui c'è scritto, c'è scritto welcome to Costa Rey Beach, benvenuti alla spiaggia di Costa Rey. Significa questo è in inglese e questo è in italiano. Una pertinente, ecco, beh, tutti gli avvisi, attenzione. Beh, certo,
le cose classiche che possono essere le cose pericolose, tuffarsi nelle rocce. Sì. Questo è il bar, la gente fa lì. E qui si torna